Siamo in casetta San Pietro di Feletto, ma ho paura a dire davanti a, perché non è un dipinto, non è un affresco, non è un murales, insomma poi mi spiegherai. E poi ho anche paura a dire casetta, perché questo info point potrebbe essere per dare la capacità, insomma, di far capire alla gente dove siamo. Inaugurata quest'oggi con Arcangelo Marcon, presidente della Proloco. Sì, allora la casetta, come noi la chiamiamo simpaticamente, è in realtà un info point per San Pietro di Feletto nelle colline UNESCO. È un punto informativo dove noi, grazie alla collaborazione con il Servizio Civile Nazionale, abbiamo un ragazzo che tutti i giorni riesce a mantenere aperta la struttura in concomitanza all'apertura dell'antica pieve, quindi a ridosso proprio di una chiesa così importante era doveroso dare spazio anche all'accoglienza degli ospiti che arrivano a San Pietro di Feletto. L'idea di Roberto è stata quella appunto di riproporla in una sorta di pittura. Noi conoscevamo Coppola Carmelo, che è l'artista che ha eseguito l'opera, in quanto era stato accreditato a suo tempo proprio per l'intonaco interno della casa. Avevo visto delle opere che lui aveva fatto su pieve di soligo, su dei cannetti, cioè veramente cose stupende, e l'avevo coinvolto appunto per proporre questa mappa. Al di là di tutto questo, da ringraziare ci sono i volontari e una serie di ditte molto importanti che hanno portato a tutto questo, e soprattutto dopo 2 anni ce l'avete fatta. Sì, allora il recupero della casetta, se non ci fossero stati, c'è stato il contributo da parte di chi credeva, perché non è una sponsorizzazione, perché io ne parlavo anche con Alberto Cadelpoggio, che è stato uno dei promotori che ci ha aiutato a fare la cordata tra privati. E uno non doveva vederla come un ritorno d'immagine, ma proprio per credere su quello che si andava a fare. Però l'abbiamo sostenuta, ripeto, grazie al lavoro di tutti. Viene gestita attualmente dalla Proloco di San Pietro di Feletto in forma proprio di volontari, e con la collaborazione del servizio civile riusciamo a fare le 25 ore che i ragazzi devono fare, proprio perché il Ministero impone quell'orario.